Pierluigi Bersano. Cari compagni, amici, cittadini, mi pare che noi abbiamo qui due ottime candidature. Gente sobria. Se riguardate in controluce con i loro avversari, ne vedete immediatamente la differenza. Qui stiamo parlando di gente seria, che è disposta a concentrarsi sui problemi, che non ama gli effetti speciali, e credo che sia gente in condizione non solo di affermare, di affermarsi nella capacità amministrativa, ma anche di dare il segno di una politica così come via via vogliamo costruirla. Una politica carica di valori ideali, ma che sa che questi valori ideali devono ritrovarsi nella concretezza, nel dialogo con la gente, mettendosi appunto all'altezza degli occhi da pari a pari, perché può anche darsi che ci sia maggior fortuna per i demagoghi o per quelli che pensano di dettare il compito, ma noi non saremo mai di quel genere lì, non possiamo essere di quel genere lì. E se noi abbiamo fiducia in noi, nei nostri mezzi, i nostri uomini, chi ci rappresenta, e noi possiamo forse notare con un po' più di precisione di quanto l'abbiamo fatto fin qui, che abbiamo una grande forza veramente. L'abbiamo registrato in queste settimane accostandoci all'appuntamento elettorale, un appuntamento di rimetti importante. 2 mesi fa la destra pensava di fare una passeggiata, parliamoci chiaro, pensava conti alla mano, e alla luce certo di un periodo molto difficile per noi, la vittoria di Berlusconi nelle politiche, il risultato delle europee, pensava di poterci mettere in una specie di riserva indiana, di poterci rompere le ossa, metterci in un angolo e poi avere quei 3 anni di cavalcata per fare tutto quello che hanno in testa loro, e non è simpatico tutto quello che hanno in testa loro. Io dico che adesso, se dobbiamo dare un giudizio su come arriviamo a questo appuntamento elettorale, noi dobbiamo dire che avevamo fatto i conti senza l'os, che la situazione non è come l'avevano immaginata. Certamente non siamo a 5 anni fa, siamo in un universo politico molto diverso, ma ci siamo accorti che eravamo e siamo in condizione di metterci alla griglia di partenza ben attrezzati, con schieramenti significativi, ampi nei diversi luoghi del paese, e mentre siamo sulla griglia e cominciamo a accendere, abbiamo cominciato via via a accendere i motori, ci siamo accorti che il motore aveva una certa spinta. Io dico che questo ce lo dobbiamo ricordare, perché forse qualche volta ci sottovalutiamo e scambiamo i nostri difettucci, insomma, per dei limiti a volte insuperabili. Noi le nostre discussioni le facciamo all'aria aperta, non abbiamo arco e non abbiamo... e questo un po' ci anima e poi ci demoralizza. E invece poi, quando è ora di combattere, ci ritroviamo tutti. Credo che nel post Berlusconi, quando dovremo immaginare i partiti del domani, che dovranno essere partiti, ma comunque non i partiti di una volta, ci troveremo ad avere, come dire, ad essere piuttosto competitivi su un'idea di partito, sempre che aggiustiamo qualcosa naturalmente, perché esagerare
non fa mai bene. Però l'idea che nel tempo moderno si discute all'aria aperta e quando è ora di combatterci si ritrova tutti è comunque un'idea buona. L'importante è che questa, idea la coltiviamo radicandoci, e cioè nella nostra discussione facendo emergere via via le realtà, non le nostre fumisterie, le nostre idiosincrasie, i sassolini che abbiamo nelle scarpe. Fatemi dire solo questa cosa al partito. Voi avete un segretario pro tempore che non si toglierà mai un sassolino dalla scarpa, perché quando corri e cammini non li senti solo se stai fermo. Facciamo tutti così, che ci sentiamo meglio qui. E così noi ci presentiamo. Loro si sono presentati sotto le elezioni con un sacco di guai in casa loro. Noi ci siamo presentati in un modo invece più che decoroso, diciamolo pure, no? Abbiamo fatto percepire che siamo un popolo, che non abbiamo neanche egoismi di partito, che riusciamo a mandare avanti candidature nostre, ma anche candidature prese dalla società civile, ma anche candidature di espressioni comunque dell'opposizione, del centro-sinistra, che vogliamo avvicinare le forze di opposizione convincendoci reciprocamente che fare opposizione vuol dire via via costruire un'alternativa, un'altra scelta per gli italiani. Se no non abbiamo il diritto di dire Berlusconi vai a casa, finché noi non abbiamo preparato un'altra cosa, non abbiamo il diritto.